Siamo a Galzignano Terme, il comune più caldo della regione, perché ieri le centraline dell'ARPAV hanno fatto registrare il picco di 38 gradi e oggi la temperatura non sembra accennare a diminuire, anzi. C'è tanto caldo, veramente, Mai stato così? che mi ricorda noi sì, tanti anni che abito a Gazzina. Siamo abituati. Ieri un po', ieri siamo andati dentro perché c'era l'aria condizionata. E infatti non è la prima volta che il comune del Padovano balza l'attenzione delle cronache perché registra le temperature più alte della regione. Non siamo nuovi, ogni anno Garzignano nel periodo più caldo registra sempre le temperature più alte, ma questo è dovuto al fatto che il posizionamento della centralina meteo dell'ARPAV è in una zona di depressione. E quel grado o due in più porta la cittadina a detenere spesso il record. L'amministrazione ha provveduto per tempo allertando le fasce più deboli dei cittadini con dei consigli e un vademecum per far fronte a questa ondata di caldo che investe non solo il Padovano. Di rimanere al chiuso e nelle ore più calde e comunque in qualsiasi caso di attenersi scrupolosamente a quelle che sono state le indicazioni che sono state date anche dai medici di base, quindi bere tanto, tutto il resto, sto parlando soprattutto degli anziani e dei più piccoli.